Ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Mattinata complessa a Librino nel Catanese, dove si è verificato un incidente nella strada che conduce al quartiere Pigno. Dalle prime ricostruzioni emerse e fornite dalla Polizia Municipale, sarebbero coinvolti nel sinistro un'auto e un mezzo pesante. Ancora da accertare con chiarezza il numero di feriti che hanno mobilitato l'intervento da parte dell'elisoccorso. Un uomo ha ucciso a coltellate la compagna e poi si è tolto la vita a Villabate, un paese alle porte di Palermo. La vittima è Giovanna Bonsignore e il compagno che l'ha uccisa, Salvatore Patinella. Chiedo scusa per l'atroce gesto che sto per compiere. Sono queste le parole espresse nel post Facebook dell'uomo 41enne che preannunciava l'omicidio. Un uomo di 44 anni si è presentato in codice rosso all'ospedale Buccheri La Ferla con una profonda ferita all'addome. Ha detto inizialmente di essersi ferito cadendo mentre lavorava in un cantiere a Borgetto. Successivamente avrebbe cambiato versione dicendo di essersi ferito in circostanze poco chiare a Partinico. Infine avrebbe riferito di essersi provocato quel taglio cadendo su una ringhiera vicino casa di una zia. Queste versioni contrastanti dei fatti non hanno convinto i medici che hanno chiamato la polizia. Dopo un viaggio di 50 km per fare un'ecografia, trovi il reparto chiuso e nessuno a scusarsi. È quanto segnalato da un geometra che a seguito del disservizio ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di Alimena, comune delle Madonie dove risiede. Per fare eseguire un'ecografia al padre si era spostato da Alimena fino all'ospedale Maddalena Raimondi di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle ore 16. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.